Il viaggio parte dalle montagne Carniche, dove visiteremo una malga e vedremo la lavorazione del formaggio e della ricotta. Da qui scenderemo a Sauris, dove incontreremo uno scultore del legno e le sue caratteristiche maschere. Il nostro percorso proseguirà alla volta di Povolaro, nel comune di Comeglians, verso gli stavoli Orias, nel comune di Prato Carnico, per poi arrivare alla casa dalle 100 finestre di Mione, nel comune di Ovaro. La cascata della Plera ci accoglierà a Invillino, nel comune di Villa Santina, dove visiteremo le chiesette votive e l'antica pieve. Il nostro tragitto raggiungerà infine Zuglio, dove parteciperemo alla tradizionale ricorrenza del Bacio delle Croci. All'interno abbiamo la possibilità di assistere alla lavorazione del formaggio e della ricotta di Malga. È una tradizione che quotidianamente si svolge per tutto il periodo dell'alpeggio, ovvero per tutta la stagione del pascolo estivo del bestiame in alta montagna. Quello della monticazione è un rito antichissimo che si ripete con cadenza annuale a ricordarci che esistono autentiche usanze che ci possono ricondurre alle nostre radici. La lavorazione del latte viene svolta dal casaro seguendo regole antichissime, emulando gesti, espressioni e atteggiamenti cari ad una tradizione radicata nella storia alpina. Il latte, sistemato in pentoloni di rame, viene scaldato per ottenere la cagliatura, ovvero il processo di coagulazione del latte da cui, con un procedimento adeguato, si ha il formaggio. Con l'ausilio di particolari attrezzi, il casaro deve mescolare la densa cagliata per separarla dal siero. Le fasi della cottura sono molto delicate ed ogni singola lavorazione vanta i suoi piccoli segreti a seconda della zona e anche dalle progenie di appartenenza del casaro. Una volta raggiunta la temperatura ideale del latte, la cagliata si separa dal siero e quindi viene estratta con l'ausilio di tele. Il procedimento successivo sarà quello della messa in forma, ovvero la cagliata verrà sistemata in apposite fasciere che daranno l'aspetto tipico al formaggio. Ma la lavorazione non termina qui. Il siero rimasto dalla produzione del formaggio viene fatto successivamente ribollire per ottenere un latticino molto pregiato, la ricotta. Ricotta e formaggio verranno in seguito riposti su piani di legno per la regolare stagionatura e da quel momento, a seconda dei gusti, saranno pronti per essere degustati. E dall'alto dell'alpeggio spostiamoci più a valle e scendiamo verso Sauris, nell'alta valle del Lumiei. Una piacevole fragranza di legno ci invita ad entrare nel laboratorio dove sono custoditi interessanti bassorilievi e pregevoli sculture. Appese ad una parete, simpatiche maschere carnevalesche, intagliate in legno dolce e decorate a mano.
guardiamo assieme come nasce una maschera, grazie alle mani ispirate dello scultore, che con creatività, immaginazione ed inventiva libera dal legno una figura che può rappresentare, a seconda della percezione dell'osservatore, un sentimento, un'emozione pura o un aspetto essenziale di un mondo fantastico. Il legno è materia viva, dalla quale trarre immagini di originale bellezza, perché uniche ed irripetibili. In ogni ciocco di legno, anche il più piccolo ed insignificante, vi è una forma che attende di essere liberata. Ed ecco allora che le mani attente dello scultore divengono vero e proprio strumento di conquista della libertà. Attraverso gli attrezzi a sua disposizione, l'artista è in grado di esprimere pensieri, emozioni e sentimenti, talvolta celati negli anfratti profondi dell'animo umano. E così, ripetendo gesti antichi, riemergono segni propiziatori e rievocativi che arricchiscono la fantasia nell'individuare e trarre in libertà forme e personaggi che all'occhio dell'osservatore, come per magia, sembrano animarsi. E lasciate le maschere del carnevale saurano, eccoci arrivati nella valle del Degano ed esattamente nel comune di Comeglians, a Povolaro, borgo conosciuto già nel Medioevo con il nome di Villa di Povolaro. L'abitato mantiene ancora inalterato il suo impianto urbano originario ed è caratterizzato dalla presenza di alcuni palazzi molto interessanti dal punto di vista architettonico. Palazzo de Gleria. La facciata dell'edificio settecentesco è caratterizzata in particolar modo dal portale d'ingresso ad arco a tutto sesto, inserito in una cornice più ampia in pietra, lavorata secondo gli stili barocchi. Gradevole il balcone con balaustra in pietra e i due orologi con il quadrante dipinto. Da notare l'allineamento orizzontale delle finestre sottolineato dalle fasce dipinte in colore violetto. Casa Palmano, detta di Florean. Probabilmente costruita alla fine del XVIII secolo, è separata dalla strada con un giardino recintato da un muro di pietra. La facciata è caratterizzata in particolar modo dal portale, dalla bifora al primo piano e dal balcone al secondo. Casa del Degano. Al piano terra presenta un porticato con due archi in pietra e al piano superiore un loggiato caratterizzato da 3 archi di ampiezza minore. L'edificio, costruito probabilmente nel XVIII secolo, è in fase di ristrutturazione. Casa Paschina Palmano. Una piccola porta affiancata ad un imponente portale ad arco caratterizzano il piano terra della facciata. I piani superiori sono invece contraddistinti da particolari bifore poste in corrispondenza dell'accesso principale. Sulla parete orientale è visibile un affresco raffigurante una Madonna con bambino. Ma lasciamo ora l'abitato di Povolaro ed il comune di Comeglians per spostarci in Val Pesarina, nel comune di Prato Carnico, in un altopiano sottostante le creste dolomitiche del gruppo della Creta Forata e del Monte Pleros. Ci troviamo in località Stavoli Orias, singolare villaggio di rustici alpini, sorto in modo spontaneo sui pendii che sovrastano l'abitato di Truia. Le costruzioni si presentano ancora nel modo originale e sono realizzate prevalentemente in pietra e muratura di conci e hanno la tipica copertura in embrice.
A differenza delle costruzioni similari presenti in tutta la vallata, i rustici di Orias si differenziano per il loro utilizzo promiscuo. Infatti, durante il periodo di alpeggio intermedio che precede e segue quello estivo, quando viene effettuato il trasferimento del bestiame dalle stalle dei paesi di fondovalle alle casere di montagna e viceversa, gli edifici vengono utilizzati sia come abitazioni sia come stalle. Gli stavoli sono strutturati infatti con una parte destinata ad ospitare gli animali, un locale ripostiglio per il latte e i formaggi e una piccola stanza per cucina. Al piano superiore trova sistemazione il fienile e una piccola stanza dormitorio, posta esattamente sopra la cucina. Esternamente, sulle facciate dei rustici, in corrispondenza del fienile, si possono vedere delle aperture chiuse a griglie in legno, che oltre a servire per la reazione, assumono anche un valore decorativo. Abbandoniamo ora gli stavoli Orias per trasferirci a Mione, nel comune di Ovaro, per visitare la casa dalle 100 finestre, ovvero il Palazzo Micoli Toscano. Prontamente identificata per il particolare contrasto cromatico tra gli intonaci bianchi, le imposte rosse e le tegole verdi, la casa più caratteristica della Carnia venne ultimata nel 1836. L'edificio, situato in una posizione dominante ben visibile dalla vallata, costituisce un bellissimo esempio di casa padronale alpina. Ma visitiamola all'interno. L'ingresso presenta pitture alle pareti del fine Ottocento e alcuni tipici arredi carnici. Caratteristici bronzini. Ritratti dei vari Micoli Toscano. Cassapanche e sedie intagliate. Un tipico fogolar carnico ci accoglie nella grande cucina, ora adibita a sala da pranzo per gli ospiti dell'agriturismo. Nella stanza sono visibili varie stoviglie in rame. Un particolare spolert, l'odierna cucina economica, e un bel ritratto di Lucia Caiselli Micoli Toscano. Al secondo piano sono visibili diversi mobili del Settecento decorati a mano. Un orologio Solari con quadrante dipinto a mano. E la stupenda stanza del bosco, con le pareti e il soffitto affrescati con un'unica scena ambientata in una foresta.
Lasciamo ora il palazzo Micoli Toscano e scendiamo lungo la valle per fermarci nel comune di Villa Santina. Ci troviamo a Invillino e quella che state ammirando è la cascata della Plera. Questa ricchezza della natura merita sicuramente una pausa, ma il vero patrimonio di Invillino è quello culturale. In questa breve sosta visiteremo 3 edifici di culto. A poca distanza dalla magnifica cascata troviamo la chiesetta della Madonna del Ponte. La denominazione è facilmente spiegata dalla vicinanza dell'opera architettonica, vero e proprio gioiello che collega Invillino con la strada per Verzegnis. Risalente al XVI secolo, quando una cappella venne eretta in segno di devozione alla Sacra Vergine, nel 1834 venne trasformata in chiesa con permesso di celebrare messa. L'edificio sacro si presenta ora con un'architettura molto semplice, una navata interna adibita alle funzioni sacre, con all'esterno un portico tipicamente carnico, sorretto da 2 rudimentali colonnine. Nel 1967 vennero costruiti un campaniletto in porfido ed un altare esterno, posto sulla piazzetta. Sicuramente più complessa è la struttura architettonica della chiesetta denominata Madonna del Sasso, situata in località Vinadia. Di origini remotissime, si ritiene che la primitiva costruzione fosse edificata su di un masso nel greto del fiume Tagliamento. Verso la fine del 400, una terribile alluvione travolse il modesto oratorio e la sua ubicazione venne spostata più a monte, dove, ricavata dalla roccia, si costruì un'ancona che fu subito dopo trasformata in una cappella rettangolare, dedicata sempre alla Vergine. Solo verso il 1511 e il 1545 sorse l'attuale corpo principale, orientato verso Levante, a cui venne aggiunta, non molto tempo dopo, la seconda ala in stile gotico. Nel 1949 ci fu un'ulteriore opera di restauro. Venne riaperta la porta che immette sul greto del fiume e si mise in luce il bel portale in tufo. Le 2 costruzioni sono disposte ad angolo retto e combaciano con le 2 facciate. La maggiore, orientata con l'altare verso est, è anche la più antica. Ha un'aula rettangolare e il presbiterio poligonale. La chiesa di minori dimensioni, costituita da un vano rettangolare oblungo, conserva al suo interno 2 altari in pietra di Carlo da Carona. La silenziosa e solitaria chiesetta votiva della Madonna del Sasso domina ancora, con la sua bifora caratteristica, il corso del Tagliamento e protegge i fedeli che ad essa si recano devoti in pellegrinaggio. Ma ritorniamo ora in paese e saliamo il Col Santino per ammirare la pieve di Santa Maria Maddalena, una delle 11 antiche pievi della Carnia. Il suo passato è quasi oscuro.
Di certo si sa che la Pieve ha subito per molti anni una situazione di parziale abbandono. La gente, infatti, saliva solo poche volte in un anno per i tradizionali incontri religiosi o per funzioni funebri. La sua costruzione viene fatta risalire al VI-VII secolo, in base agli scavi archeologici realizzati nel 1970, che hanno documentato i basamenti di 3 diverse pavimentazioni. Le prime notizie documentate risalgono comunque all'XI secolo. E mentre lasciamo calare nuovamente la solitudine sulla Pieve di Invillino, ci spostiamo a quella che è ritenuta la chiesa matrice, la più antica della Carnia, la Pieve di San Pietro in Carnia. L'edificio religioso è famoso ai giorni nostri soprattutto per il tradizionale incontro del bacio delle croci, un rituale di riverenza e di fedeltà alla chiesa matrice della Carnia che si svolge il giorno dell'Ascensione. In un'atmosfera intensamente mistica, i rappresentanti di tutte le pievi e di alcune parrocchie della Carnia risalgono l'altura, attraverso il vecchio sentiero, fino ad arrivare nel prato sottostante la Pieve. La tradizionale festa è oggi soprattutto un momento d'incontro fra varie comunità, un momento di preghiera e di rievocazione delle proprie origini, della propria tradizione, della propria cultura. Per secoli, assieme alla croce delle parrocchie, le popolazioni hanno portato anche un messaggio di pace e la voglia di essere un popolo unito. Una ad una, le croci verranno chiamate a riverire ed esprimere un atto di amore alla Chiesa Madre. Addobbate e a festa, aspetteranno in rispettoso silenzio la propria chiamata, il proprio turno. Il bacio, che viene simbolicamente dato alla madre, ha il suo significato primigenio in adorare, ovvero portare alla bocca.
San Pietro, la più antica pieve della Carnia, dove si conclude questo breve viaggio nel Friuli Venezia Giulia, alla scoperta della provincia di Udine.